Ciao Putei. E nonno vi conta, sempre qua assieme all'orsetto piccolo, a Topolina e a Simietra. E a fiaba del cuore il lupo e l'agnello. Gli era una volta un lupo che viveva in mezzo ai boschi e anche fra le montagne, e dall'alto dove che stava giù e poteva vedere a pascolare tutte le pecore in giù sui prati che era più sotto della montagna, e a volte passava ore e ore a guardare queste pecore che si muoveva bianco i suoi agnelli, e cioè se lecava i baffi pensando. Appunto su uno di questi prati qua, insieme a sua mamma e anche con tutta la sua grossa famiglia, viveva anche un bel agnetto. E il pelo era risso e così bianco che formava l'ammirazione di tutti e l'orgoglio della mamma pecora. Gli era bello bianco sto agnetto. Bisogna anche sapere che dei boschi dove che abitava il lupo, il prato dove che scorassava anche sto agnetto, che scorreva un ruscello e che proveniva dalle montagne, su, molto in alto, e da quei altezze e portava a valle un'acqua fresca e limpida che invitava tutti a bere. Un giorno, quasi nello stesso momento, il lupo e l'agnello vuse nasse che mai e si trova tutti due vicino al ruscello. Ma il lupo gli era nel suo bosco e l'agnello invece gli era nel suo prato. Perché te mi sporchi tutta l'acqua mentre che sto bevendo? E gassiga il lupo dall'alto. E quando che ha visto l'agnetto anche lui a bere al ruscello, sentendosi addosso una gran voglia di mangiarsi l'agnello su un sol boccone e non sapendo come attaccare briga. Il povero agnetto si era sentito tutto tremare dalla testa ai piedi, a sentire che la voce grossa e a vedere quei due occhi di fuoco che lo fissava. E però gli ha trovato il fianco per rispondere. Ma come voto che posso sporcarti a me l'acqua? Non te vedi che sono più basso di te? E per questo il ruscello, prima di arrivare al pra dove che mi trovo me, il passa dal tuo bosco, io non posso sporcarti l'acqua. Il lupo invece di riconoscere onestamente che l'agnello aveva anche ragione, e si era sentito ancora più offeso da che risposta, e non trovando altro da dire, gli ha buttato fuori la prima idea che gli è passata alla testa. 6 mesi fa ti ha parlato male di me. Ah, questa po'. Come se che poteva dire una sciocchezza così grossa? Gli ha detto l'agnetto. Non avevo che 3 mesi a quell'età. E la bestiolina si sentiva un po' rinfrancata e gli era sicuro di poter rispondere in modo da serrargli la bocca a quel prepotente del lupo. E così, trovando tutto il coraggio che il capo desto, sa a testa bianca e tutta quanta piena di rissi, e gli ha risposto: ma se non ero neanche nato mi. E lo so che risponde quel imperturbabile e sempre più arrabbiato del lupo. Infatti gli era toppare a parlare male di me e a dirmi de grosse sul mio conto. E mi, cosa c'entro come pare? Va a ciapparti a quello che sei più forte di te e di tutti quanti anche. Ma non ha neanche fatto ora di finire che quel brutto lupaccio a correre su del bosco come una furia, con gli occhi in fiamma e fauci spalancare. L'agnello gli tira su tutte le sue forze per scampare, ma le gambe del lupo sono state più veloci delle sue corte zampette e ben presto del povero agnetto non gli è rimasto più neanche a coda. Potei, alla prossima.